Il Ministero dell'Interno dà il via all'operazione Spiagge Sicure per l'estate 2020 stanziando 4 milioni e 800 mila euro, non solo contro contraffazione e abusivismo commerciale, ma anche per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e di tutte le prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Dobbiamo vegliare su alcuni comportamenti sbagliati e soprattutto aiutare i gestori a mantenere quegli accorgimenti su cui abbiamo raggiunto un accordo di protocollo e una particolare attenzione alle spiagge libere, perché lì i gestori non ci sono, però non possiamo abbandonarle. L'iniziativa coinvolge 150 comuni litoranei che riceveranno fondi che potranno essere impiegati per l'assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato e per le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale. Anche dal punto di vista turistico, deve passare la sostanza e l'immagine che il Veneto, le spiagge del Veneto, la montagna veneta, la collina veneta, le città d'arte venete, a iniziare da Venezia, sono luoghi sicuri. Sono luoghi sicuri. Se un turista europeo o meno vuol venire in Italia e vuol venire qua, sa che qua trova un luogo sicuro. Il messaggio di un territorio sicuro dal punto di vista sanitario per il turismo sarà anche diffusa attraverso un ampio piano di promozione. A livello nazionale partirà una grande campagna di reputazione del paese Italia, perché in giro per il mondo, a un certo punto noi per un bel mese e mezzo sembravamo essere il luogo della pestilenza, addirittura superiore alla Cina, figuriamoci. E qui abbiamo detto le cose come stanno all'unità di malato, tutto è stato reso noto con una trasparenza assoluta. Scusi, mi sento la responsabilità di dirlo, non penso che la stessa cosa sia successa in Cina.